Presidente Alvaro Cardin, presidente del comitato Vivo Pordenone, questa sera siamo in attesa dei vertici della Regione per un incontro per discutere di quelle che sono le vertenze importanti di questo territorio. Quali sono gli obiettivi dell'incontro? Gli obiettivi dell'incontro sono sicuramente legati alle vertenze, di cui evidentemente c'è forte preoccupazione e c'è naturalmente anche molta attenzione da parte dell'opinione pubblica e soprattutto dei lavoratori più direttamente interessati. Però vogliamo anche cercare, attraverso una serie di domande che faranno appunto i giornalisti presenti questa sera e anche l'introduzione che avrò modo di fare io, di capire, diciamolo pure, quali sono le strategie del futuro di questa nostra regione, perché appunto noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo sì sicuramente cercare di capire naturalmente la drammaticità dei momenti contemporanei, ma dobbiamo anche pensare a quali sono gli strumenti, quali sono gli obiettivi, quali sono soprattutto le strategie e i programmi e i progetti che naturalmente la nostra regione, per cercare per un verso di sopperire quelle che sono le difficoltà del momento, ma per un altro anche di intraprendere una serie di iniziative che, diciamo così, attenuino l'asprezza del momento, ma soprattutto guardino al futuro, che è fondamentale per quanto riguarda la nostra regione, soprattutto sul piano occupazionale.